Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora oggi pomeriggio vi confesso mi stava per venire un colpo perché stavo prendendo atto di essere d'accordo con una esternazione di Ilaria Salis. No, vi assicuro, non sono passato, come dire, all'utilizzo di sostanze psicotrope, vado a leggervi l'incipit che mi stava traendo in inganno e creando questa crisi di coscienza radicale, diciamo. Sono favorevole all'abolizione della cosiddetta tassa etica, un'addizionale IRPEF e IRES del 25% applicata ai redditi derivanti da attività pienamente lecite nel settore del porno e della produzione di contenuti audiovisivi legati alla sessualità. È una misura bigotta, liberticida, incostituzionale, indegna di un paese che si vuole civile. Ma anch'io sarei contrario a questa tassa etica, anzitutto perché un aggravio di pressione fiscale su qualunque settore, in un paese dove, come dire, il Leviatano Stato è già abbastanza presente nelle nostre tasche, mi pare comunque un'ottica sana. E se per una volta Ilaria Salis si scopre liberista a proposito di una tassa, non posso che prenderne atto con gaudio. Tra l'altro anch'io trovo ingiustificabile da un punto di vista laico, liberale, occidentale, l'aggravio se un lavoratore, una lavoratrice, una società agisce legalmente in un certo settore, non può esserci un aggravio morale sul prelievo fiscale. Cioè una cosa che ha senso a Teheran, che potrebbe sostenere l'Ayatollah Khamenei, ma che da un punto di vista, ripeto, liberale, è una follia. Il problema è che poi sono andato avanti a leggere il post di Ilaria Salis e il mondo è tornato in ordine. La mia coscienza si è placata perché quello che ho letto dopo era la solita accanita comunista tassatrice. Vado a leggere. Anziché punire il legittimo lavoro dei creatori di contenuti, diciamo anche a sfondo sessuale, è l'impianto del nostro sistema tributario che va ripensato, ci dice Ilaria Salis. E in che direzione va ripensato? Ma ovviamente nella direzione della 127esima patrimoniale in un paese già infestato di tasse patrimoniali. Dice l'onorevole: serve far pagare di più a chi guadagna molto, è quella la ricetta, sempre la ricetta sicura per la povertà, diciamo. Infierire su chi produce ricchezza e quindi a cascata può produrre e generare lavoro e quindi anche ricchezza per altri. È sempre il guadagno e la ricchezza come peccato da espiare. Serve far pagare le piattaforme, non gli utenti che le utilizzano. Questo vabbè è anche di difficile realizzazione visto la volatilità delle piattaforme medesime. Serve una tassazione seria dei grandi patrimoni e delle successioni. Guardate che quando quelli come Ilaria Salis dicono grandi patrimoni stanno pensando al ceto medio da spennare, non dai sì, ultra mega ricchi, che peraltro se sono tali per merito nulla questo dal mio punto di vista, ma che sono perfettamente in grado di sfuggire, già sfuggono spesso al sistema fiscale italiano mettendo la residenza altrove e poi peraltro facendo finta di essere di sinistra. Se Ilaria Salis dice grandi patrimoni sta pensando ceto medio, ragazzi, sta pensando alle vostre tasche. Continua: serve colpire le rendite finanziarie, immobiliari e fondiarie. Immobiliari, bisogna colpire le rendite immobiliari, cioè bisogna colpire ancora la casa, che già nella visione della Salis del mondo, come sapete, diciamo non sottostà al regime della proprietà privata, visto che la posso occupare quando mi pare, ma la devo infierirci anche con la leva fiscale ancora di più di quanto accade oggi. Insomma, serve chiedere molto di più a chi accumula ricchezza attraverso la proprietà. Ecco, questo aggeggio malefico, no? La proprietà, la rendita e lo sfruttamento del lavoro altrui. Diciamo che si colloca un filo a sinistra di Lenin con questa sintesi. Ilaria Salis, la cui ricetta è quindi: togliamo la tassa etica a chi lavora nel porno, aumentando la patrimoniale sui ricchi
su quelli che hanno le case, su quelli che hanno delle rendite, in realtà sul ceto medio italiano e sul proprietario medio di casa italiano, perché poi questo è. Allora capite che ha ragione Ilaria Salis, lavorare liberamente senza costrizioni nel porno non è minimamente osceno, a essere davvero oscena e fuori tempo massimo è la sua ossessione per la tassa patrimoniale e per il saccheggio della ricchezza degli italiani. Grazie a tutti, a domattina.